Questa volta è convalidato il segnale e si avvia bene Refosco Lag, che va a condurre superando proprio Velvet Lux, mentre all'esterno rimane Sissi Mamma. Numero 13 Veronese squalificato. Squalifica per Veronese, i primi 200 metri completati in 15,3 da Refosco Lag, che ha preso un'ottima partenza dietro a Velvet Lux. Terza posizione in corda per Teseo Gas, poi vediamo Zagaran Bigi e via tutti gli altri. Sissi Mamma all'esterno, ora in schiena Tenor de Lune che cerca di superarla. E intanto i primi 400 in 32 e 600 di gara in 46, va via buona andatura Refosco Lag, Maurizio Visco in sediolo. Si trascina Velvet Lux e Teseo Gas, posizioni che non cambiano. C'è Tenor de Lune che cerca la risalita dopo 800 metri di gara, subisce però l'anticipo di Zito Mo. Zito Mo va allargato su Velvet Lux, che rimane in schiena Refosco. Intanto 1,17,4 per il chilometro iniziale, con Tenor de Lune che è costretto in terza ruota perché Roxy Viking l'ha anticipato. E intanto siamo a un giro dalla conclusione con la coppia formata da Refosco Lag e Zito Mo davanti a Velvet Lux. Poi ancora Teseo Gas, però sembra un po' in difficoltà. Teseo Gas prova a tornare sotto, mentre cala anche Zito Mo. In seconda posizione rimane così Velvet Lux, che ora libero di spostare all'esterno a 450 dalla conclusione. Sposta Francesco Virzi con Velvet Lux, va su Refosco Lag, si avvantaggia a 350 dalla conclusione, scende alla corda a metà 8, piegata. Zito Mo squalificato. La squalifica per Zito Mo, intanto cerca di... Intanto ha preso vantaggio Velvet Lux e si stacca in arrivo, mentre è un po' in difficoltà Refosco Lag, per il momento ancora in seconda posizione. Intanto Velvet Lux conclude la sua fatica e vince nettamente la lotta per il secondo posto. Vede sul traguardo 3 cavalli praticamente in lotta, Roxy Viking, Zagaran Bigi e Teseo Gas. Da rivedere quindi la vittoria nettissima per Velvet Lux, Francesco Virzi, che ha chiuso anche netto favorito, 2,29 la quota autorizzatore, 2,75 la quota fissa. Netto primo piano per Velvet Lux. Andiamo a vedere per il secondo posto, con 3 cavalli praticamente molto vicini, e forse è una lotta fra Zagaran Bigi e Roxy Viking, con poi Teseo Gas, mentre ha sbagliato anche Zito Mo. Vedete a metà della curva conclusiva praticamente sono arrivati metà dei concorrenti al traguardo. Andiamo a vedere l'ultima volta riusciamo a chiarirci chi è arrivato secondo. Difficile da questa inquadratura, forse Roxy Viking riesce a prevalere su Zagaran Bigi e Teseo Gas, che dovrebbero completare i primi 4 posti, ma per il quinté al quinto dovrebbe essere il numero 9 Zardovald, quindi l'estremo outsider del campo, a completare il quinté. 1, 4, 3, 7, 9, questo è l'arrivo ufficioso che abbiamo visto. Naturalmente ci sarà foto per il secondo posto. È tutto per questo convegno di corse da Bologna. L'appuntamento è per giovedì 31 dicembre.